Si lavora per eliminare i pericoli e riaprire l'importante arteria che collega Agrigento a Raffadali. L'Ordine degli Architetti presenta le attività svolte a Musumeci, gli obiettivi di spesa raggiunti nella gestione dei fondi europei, la Polizia Postale traccia il report del 2021. Mafiosi e parenti con il reddito di cittadinanza, chiesti 19 rinvii a giudizio per presunti truffatori. A 30 anni dalle stragi di Capace e Via D'Amelio sulle monete da 2 euro sono stati coniati i giudici simbolo della lotta alla mafia. Entrano in circolazione 3 milioni di pezzi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della caduta Massi sulla strada statale 118. Si lavora per eliminare pericoli e riaprire l'importante arteria. Arturo Cantella. Relativamente alla caduta Massi sulla strada statale 118, il Genio Civile è già al lavoro per eliminare il pericolo. Acquisita quindi l'autorizzazione a intervenire pervenuta dal Dipartimento Regionale Tecnico e della Protezione Civile, nel pomeriggio di ieri il Genio Civile in meno di 5 giorni è riuscito a varare una prima idea progettuale dell'intervento e appaltare i lavori e avviare il cantiere in regime di somma urgenza. L'obiettivo dell'intervento è quello di superare le criticità che hanno determinato la chiusura dell'importante arteria statale e che ha visto anche i sindaci di diversi comuni scendere in piazza. La prima fase dei lavori, afferma il capo dell'ufficio del Genio Civile Lamendola, sarà riservata all'attività dei rocciatori, che dovranno così procedere al disagio dei massi in equilibrio precario, che rischiano di rotolare lungo il pendio sino a raggiungere la sede stradale. Quindi, continua Lamendola, sarà realizzata una barriera paramassi che sarà ridimensionata in relazione alla velocità di ruzzolamento dei massi e alle caratteristiche geotecniche dei terreni su cui sarà fondata l'opera di protezione. In ogni caso, subito dopo il disgaggio dei massi, valuteremo la possibilità di aprire il transito su una corsia a traffico alternato. Oltre ai suddetti interventi sono già stati avviati anche lavori in regime di somma urgenza per la ricostruzione dell'argine destro in prossimità della foce del torrente Baita, foce di mezzo fortemente danneggiato dalle piogge dello scorso mese di novembre. Grazie alle somme stanziate al governo Musumeci, afferma il capo del Genio Civile, grazie alla competenza e all'impegno dei funzionari dell'ufficio, di volta in volta incaricati in materia di tutela dalla pubblica incolumità, stiamo realizzando più interventi negli ultimi 3 anni che nel resto dei 20 anni precedenti. Noi siamo fieri, continua Lamendola, di alimentare un'evidente evoluzione che rilancia la Regione quale soggetto attivo che spesso interviene in regime di solidarietà anche a sostegno di amministrazioni che non dispongono di risorse umane ed economiche per garantire la pubblica incolumità sul proprio territorio di competenza. Il responsabile unico dei lavori appena avviati per ridurre il rischio di caduta massi a monte della strada statale 118 è Antonio Faseli, mentre il progettista e il direttore dei lavori è l'architetto Angelo Cimino. L'ufficio di direzione dei lavori è completato dall'architetto Giovanni Conte come direttore operativo e dal geometra Claudio Nocera, ispettore di cantiere. La consulenza geologica è stata affidata al dottor Vito Capobianco. L'Ordine degli Architetti presenta il bilancio delle attività svolte nel 2021. Vediamo. L'Ordine degli Architetti traccia un bilancio delle attività svolte nel passato 2021, attività servite a stimolare la politica sul tema delle infrastrutture per il territorio agrigentino, formazione specialistica e rilancio dell'architetto come una figura centrale nei processi di trasformazione del territorio e tecnico specializzato a servizio dei cittadini. Questi gli obiettivi perseguiti dall'Ordine degli Architetti nel 2021. Si è appena concluso il 2021, l'anno che ha segnato il mio ritorno da Presidente dell'Ordine dopo la costruttiva e decennale esperienza maturata al Consiglio Nazionale degli Architetti. Devo dire che è stato un ritorno molto impegnativo e stimolante, grazie all'affetto e alla fiducia mostratami dagli amici architetti in occasione del
della consultazione elettorale dello scorso mese di maggio. Ma al tempo stesso devo dire che è stato un ritorno molto facilitato dalle condizioni ottimali in cui ho trovato l'ordine per il prezioso lavoro svolto dal Consiglio uscente e in particolare dal mio predecessore Alfonso Cimino. Devo dire che quest'anno, sin dalle prime battute, ho avuto il piacere di apprezzare le grandi capacità di questo nuovo Consiglio neoeletto. Consiglio che, nonostante sia insediato da poco più di 6 mesi, ha già portato avanti una serie di iniziative notevoli con l'obiettivo di promuovere l'architetto non solo come figura centrale nei processi di trasformazione del territorio, ma anche come figura specialistica dei vari settori in grado di offrire servizi ai cittadini, come per esempio nel campo della rigenerazione urbana, offrire supporto a quei cittadini che intendono fruire degli incentivi fiscali per valorizzare, per riqualificare la propria casa dal punto di vista sismico o energetico. Lungo questo percorso, sin dalle prime battute, abbiamo pensato di dare priorità assoluta alla formazione dell'architetto, ritenendo molto importante la figura che svolgiamo sul territorio. Un altro evento che ritengo importante è il convegno sulle infrastrutture dello scorso 30 ottobre, tenuto unitamente alla rete delle professioni tecniche con l'obiettivo di stimolare la politica affinché le infrastrutture vengano realizzate concretamente, le infrastrutture che sono oramai indifferibili e indispensabili affinché il territorio agrigentino possa valorizzare, possa capitalizzare le proprie straordinarie potenzialità ambientali, culturali e paesaggistiche. A fronte di queste iniziative poi ci sono i servizi che stiamo portando avanti. Mi riferisco ad esempio al servizio per l'uso della piattaforma sismica, mi riferisco allo sportello bandi o ancora allo sportello edilizia ed altro ancora. Siamo a fine anno, stiamo cominciando a lavorare per programmare le attività che porteremo avanti nel prossimo 2022. È concluso il 2021 a livello ordinistico con la fine di un mandato, con un consiglio uscente meraviglioso, di una grande famiglia che ha lavorato per 4 anni per non solo l'Ordine degli Architetti ma per la provincia di Agrigento, per il nostro territorio, per i nostri centri storici, di cui ha visto nel febbraio del 2021 aver realizzato un evento importantissimo sulla nuova legge urbanistica siciliana, un evento in cui a livello mediatico ha visto più di 3.000 partecipanti, questo anche grazie a un risultato di 4 anni di grande lavoro. 4 anni di grande lavoro di cui devo essere grato al fatto di aver creato una squadra che non era solo il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, ma era una squadra formata con il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Rino Lamendola, con la Fondazione Architetti del Mediterraneo presieduta da Piero Fiaccabrino, che a conclusione del mandato ci ha visti impegnati in una strategia, in un progetto importante che non era solo quello di lasciare l'ordine, ma quello di pensare al futuro dell'ordine. E il futuro dell'ordine oggi è egregiamente presieduto da Rino Lamendola, con un consiglio che è espressione di un territorio fatto da colleghi validissimi, e devo dire che da presidente uscente, da già presidente, la sensazione è quella di essere comunque facente parte di una squadra con cui si lavora per l'interesse degli architetti. Per il 4º anno consecutivo il governo della regione siciliana ha raggiunto gli obiettivi di spesa fissati da Bruxelles nella gestione dei fondi comunitari per il 2021. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Per il quarto anno consecutivo il governo della regione siciliana ha raggiunto gli obiettivi di spesa fissati da Bruxelles nella gestione dei fondi comunitari per l'anno 2021 nei 4 programmi operativi di competenza FESR, FSE, PSR, FEAMP. Gli uffici della regione siciliana hanno infatti certificato una spesa complessiva di 969 milioni di euro. Il risultato che abbiamo raggiunto, afferma il presidente della regione Musumeci in un suo comunicato stampa, certifica la bontà del lavoro svolto dal mio governo. Non solo, continua Musumeci, abbiamo evitato di dover restituire all'Unione Europea un solo euro, ma siamo anche riusciti a imprimere un'accelerazione nella spesa dei fondi comunitari. Dall'inizio di questa legislatura il totale delle risorse europee utilizzate nella nostra isola ha raggiunto circa 3 miliardi e 500 milioni di euro, con cui abbiamo finanziato interventi per le infrastrutture, politiche sociali, formazione, lavoro, agricoltura, pesca, ambiente e risorse, sostenendo migliaia di imprese e cittadini siciliani in difficoltà a causa della pandemia. I numeri dell'economia che dicono oggi che questo sforzo corale è stato premiato con una crescita del PIL che nel 2021 ha superato il 5% e con un'analoga previsione sarà per il 2022. Voglio ringraziare gli assessori, gli uffici regionali, l'assistenza tecnica per l'impegno e la passione profusi. Con la stessa determinazione, conclude il governatore Musumeci, affronteremo anche questo nuovo anno. In dettaglio riguardo il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, cosiddetto FESR, l'autorità di certificazione ha registrato per il 2021 una spesa di quasi 472 milioni di euro, superando il target fissato di oltre 104 milioni di euro. Per le risorse del Fondo Sociale Europeo FSE, l'obiettivo fissato è stato superato di oltre 121 milioni, attestando la spesa del 2021 a 172 milioni di euro. Nell'ambito del programma di sviluppo rurale PSR, nell'ultimo anno sono stati spesi 308 milioni di euro, superando l'obiettivo previsto di oltre 90 milioni, oltrepassando di 1 milione anche quello fissato per il Fondo Europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura, cosiddetto FEAMP, con un impiego di risorse negli ultimi 12 mesi pari a circa 17 milioni di euro. Sono 28 i comuni costieri che avranno un contributo dalla Regione per redigere il piano di utilizzo del demanio marittimo. C'è il servizio. Sono 28 i comuni costieri siciliani che avranno un contributo dalla Regione per redigere il piano di utilizzo del demanio marittimo, meglio noto come PUDM. Ad annunciarlo è stato l'assessore all'ambiente Totò Cordaro, che ha dato via alla graduatoria redatta a seguito dei criteri approvati qualche settimana fa. Il via libera al finanziamento è stato previsto da una norma dell'ultima legge di stabilità regionale del 2021. Dei 300.000 euro stanziati, il 45%, pari a 135.000 euro, è stato ripartito in quota fissa tra tutti i comuni richiedenti. Il restante 50%, pari a 150.000 euro, è stato distribuito in misura proporzionale alla lunghezza rilevata sul dato Istat del litorale costiero di competenza dei comuni. Quello che resta, cioè il 5%, ovvio 15.000 euro, è la quota riservata agli enti in dissesto finanziario da ripartire in parti uguali tra i richiedenti. In questo modo, afferma l'assessore regionale all'ambiente Cordaro, mettiamo i comuni che ne hanno fatto richiesta nelle condizioni di dotarsi di uno strumento di pianificazione importantissimo per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle nostre risorse costiere. Ancora una volta il governo Musumeci, conclude Cordaro, mantiene gli impegni presi. L'elenco dei comuni beneficiari nella nostra provincia ad Agrigento sono Agrigento con 10.823,26 euro, Cattolica Eraclea 5.762 euro, Licata 15.207 euro, Porto Empedocle 12.659 euro, Realmonte 8.292 euro, Ribera 8.136, Sciacca 14.314, Siculiana 8.904, mentre a livello regionale, provincia di Messina, sono stati 8 i comuni, in provincia di Palermo 8, in provincia di Trapani 2, in provincia di Ragusa 1, in provincia di Siracusa 1.
Bilancio della Polizia Postale nel 2021, attacchi cyber a siti e infrastrutture critiche, reati online per quel che riguarda la pedopornografia e denunce a persone Novax e No Green Pass che incitavano alla violenza contro le istituzioni, organizzavano eventi o manifestazioni non autorizzate. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un resoconto viene stilato dalle attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni relativi all'anno 21. Controlli effettuati su 117.000 spazi web, tra questi 1.095 risultati caratterizzati da contenuti illeciti che hanno determinato 471 casi di oscuramento. È il bilancio dell'attività svolta nel 2021 nell'ambito del contrasto al fenomeno del cosiddetto ciberterrorismo e in generale dell'estremismo in rete, dagli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che hanno concorso così alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di eversione e terrorismo sia a livello nazionale che internazionale, messi in atto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione telematica. L'attività funzionale al contrasto del proselitismo, alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione estremista religiosa e delle versioni di estrema destra e antagonista è riportata nel resoconto dell'anno appena trascorso. Con riferimento alle attività investigative del settore sono state denunciate 39 persone, in particolare 3 soggetti ritenuti responsabili di attività di propaganda jihadista, 29 quelli legati all'estremismo di destra e 7 a movimenti anarchici. Nell'ambito della collaborazione internazionale, proprio per contrastare la diffusione dal web di contenuti terroristici online legati all'estremismo di destra, lo scorso 27 maggio l'unità ERU-IRU di Europol ha promosso un Defense Action Day con l'obiettivo di rimuovere dai social network, siti, web, blog, forum, materiale online riportante loghi di gruppi, manifesti, manuali, tutorial prodotti e disseminati da organizzazioni di estrema destra, ovvero relativi a precedenti attacchi terroristici connotati dalla medesima ideologia. Nell'ambito della complessa galassia dei movimenti Novax e No Green Pass, nel 2021 sono state denunciate 101 persone. Il dato è contenuto nel resoconto dell'attività svolta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. La grave emergenza sociosanitaria, accompagnata dalle restrizioni introdotte dai decreti governativi per contrastare la diffusione del Covid, ha orientato una specifica attività di monitoraggio informatico dei canali e dei gruppi all'interno delle varie piattaforme di comunicazione online per l'individuazione precoce di eventi come manifestazioni di piazza non autorizzate, 300 i canali su piattaforme di messaggistica e spazi web oggetto di monitoraggio, diverse le attività concluse che hanno portato alla denuncia di 86 persone per reati quali il falso, la frode informatica e in un caso anche 15 soggetti protagonisti di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla produzione di certificazioni false mediante violazione dei sistemi informatici sanitari. Notte di interrogatori e indagini per individuare il killer di Giovanni Portogallo, il 31enne ucciso in un agguato a Messina. I carabinieri hanno ascoltato quello che si riteneva uno dei principali sospettati, ma è stato rilasciato. Fuori pericolo invece il ferito. C'è il servizio. Inchiesta in pieno corso a Messina dai carabinieri per svelare movente nomi degli autori del delitto di Giovanni Portogallo, 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, ucciso nel pomeriggio di domenica 2 gennaio. Un delitto che macchia di sangue il nuovo anno la città di Messina e sul quale gli inquirenti non escludono al momento alcuna pista. Ferito anche un 35enne che si trovava in strada con la vittima. L'uomo ricoverato al Piemonte e poi operato all'ospedale policlinico rimane in condizioni critiche, ma viene ritenuto fuori pericolo. Intanto continuano serrate le indagini per individuare il killer, che ha agito in pieno giorno. Inquirenti e investigatori hanno ascoltato diverse persone. Ci sarebbero alcuni sospettati. Uno di questi è stato sentito dagli inquirenti e poi rilasciato. Un altro è irreperibile. Le indagini coordinate dalla Procura di Messina, guidate da Maurizio De Lucia, al momento non escludono alcuna pista, anche se quella privilegiata resta un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di droga. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 14:30 di domenica Giovanni Portogallo e l'amico 35enne sono stati affiancati da un motorino con a bordo 2 persone.
Il passeggero del ciclomotore ha esploso i primi colpi. Le vittime dell'agguato sono riuscite a fuggire a piedi, ma poco dopo sono state raggiunte dal killer che ha sparato altri colpi di pistola, uccidendo il 31enne e ferendo l'amico. Il delitto è avvenuto in un rione considerato uno dei principali luoghi dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città dello Stretto. Pochi giorni prima di Natale, la polizia aveva arrestato 2 corrieri della droga provenienti dalla Calabria, sorpresi a consegnare a un pregiudicato messinese circa 4,5 kg di cocaina. Mafiosi e parenti con il reddito di cittadinanza, chiesti 19 rinvii a giudizio per i presunti truffatori. Vediamo. Avrebbero percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Tra questi il presunto braccio destro del capo provinciale di Cosa Nostra, la moglie di un pentito, affiliati mafiosi che hanno finito di scontare la condanna e pregiudicati ai domiciliari condannati con l'accusa di essere trafficanti di droga del clan. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto rinvio a giudizio per 19 presunti truffatori del reddito di cittadinanza. Si tratta di Ignazio Sicilia, Enzo 40, Luigi Messana, Giovanni Calogero Scozzaro, Carmelina Virone, Paola 40, Calogero Sferrazza, Rosalia Calacione, Lucia Cacciatore, Maria Spoto, Sergio Cusumano, Pasquale Alaimo, Maria Rita Cutaia, Vincenzo Genco, Angelo Pirrera, Gesua Presti, Carmelina Signorina Gelo, Rita Spallino, Monia Russello. Ad alcuni di loro si contesta di aver ottenuto l'erogazione del beneficio nonostante avessero riportato delle condanne per associazione mafiosa, che sono ostative per legge. Ad altri, coniugi o parenti di mafiosi, si contesta di aver omesso di dichiarare l'esistenza della condanna per incassare un contributo superiore. Ad esempio, Pasquale Alaimo ha scontato 13 anni di reclusione per l'accusa di essere stato il braccio destro del capo provinciale di Cosa Nostra, Maurizio Di Gati. Diverso il caso di un altro indagato che avrebbe dovuto comunicare il suo arresto nell'ambito dell'inchiesta antimafia Kerkent, nel quale nei mesi scorsi è stato condannato a 12 anni e 8 mesi per traffico di droga. Gli altri sono coniugi o familiari di mafiosi o persone finite in carcere. Fra loro la moglie del pentito Giuseppe 40, che avrebbe dovuto comunicare la circostanza che il marito si trovava in carcere. All'udienza preliminare fissata per il 7 febbraio, i difensori potranno chiedere, in alternativa al rito ordinario, il giudizio abbreviato o il patteggiamento. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno arrestato LC, queste le iniziali del 23enne agrigentino accusato di stalking ai danni dell'ex fidanzata. Il giovane ha violato la misura del divieto di avvicinamento applicatagli appena una settimana fa nei confronti della persona offesa. Secondo quanto ricostruito, avrebbe continuato a tormentare l'ex fidanzata presentandosi fin sotto la sua abitazione, suonando ripetutamente il campanello e chiamandola al cellulare. Sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno eseguito l'aggravamento della misura cautelare. Furto in un'abitazione nel centro storico di Grotte. Ignoti, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, sono riusciti ad entrare all'interno e mettere a soqquadro l'appartamento. Dopo diverse ricerche hanno poi trovato monili d'oro, denaro contante e un cellulare, portandoseli via. La scoperta è stata fatta dai proprietari che hanno chiamato i carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire all'identità dei ladri. Marzia Sabella, 56 anni, originaria di Bivona, in provincia di Agrigento, è il nuovo vicario reggente della Procura di Palermo. È subentrata al procuratore aggiunto Salvatore De Luca, che si insedierà a Caltanissetta come procuratore capo. La nomina di Marzia Sabella segue la nomina da parte del CSM di Francesco Lovoi a procuratore di Roma. Lovoi si insedierà entro gennaio. Marzia Sabella è sorella di un altro magistrato impegnato sul fronte della lotta alla mafia, Alfonso Sabella, protagonista della cattura di Giovanni Brusca ad Agrigento e che dal 2017 è procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Designati i 3 componenti della SEOS, società che gestisce in Sicilia il servizio di emergenza-urgenza 118, tra questi riconfermato Pietro Marchetta. Vediamo.
Designati qualche giorno fa i 3 componenti del nuovo consiglio di amministrazione della SEUS, la società che cogestisce il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia. Era senza vertici da metà settembre, da quando era scaduto il CDA presieduto da Davide Croce. A capo del nuovo consiglio di amministrazione è stato indicato Calogero Ferlisi, ex magistrato e presidente del TAR di Palermo, designata pure Simona Taibi, mentre è stato riconfermato l'agrigentino, dottore commercialista Pietro Marchetta. La designazione è avvenuta in sede di assemblea dei soci. Il socio di maggioranza, la Regione, ha designato questi nomi che saranno nominati dopo il suo iter amministrativo. Ma anzitutto ringrazio il governo regionale per la fiducia che mi hanno accordato. Il CDA è stato per 2/3 è variato. Io spero di rappresentare la continuità tra un percorso iniziato e una proiezione futura della società, perché i 3 anni precedenti sono stati 3 anni molto importanti, grazie alla sinergia che si creò con il sistema dell'emergenza lombardo. Si sono risolte molte cose, soprattutto per quanto riguarda il personale, quindi togliendo dei contenziosi e delle problematiche che erano rimaste insolute. È stato rivisto tutto il parco delle ambulanze, quindi con l'immissione di 200 nuovi automezzi, quindi ambulanze, però è chiaro che ora ancora bisogna nei prossimi 3 anni finalizzare e continuare quel percorso che era iniziato. Un anno particolarmente difficile con la pandemia incalzante, insomma è stato un anno sicuramente importante anche per voi, per dare le giuste direttive anche in concomitanza con quelle nazionali e regionali. Indubbiamente sono stati 3 anni molto pesanti, l'anno 2020 ma anche il 2021, ma soprattutto l'anno 2020 è stato un anno molto molto pesante, con l'emergenza Covid che iniziò. Chiaramente ora il sistema è più attrezzato, però è chiaro che ancora bisogna che il parco delle ambulanze deve essere implementato di altre 80 unità, perché ci sono chiaramente dei tempi in cui il sistema delle ambulanze va variato. Poi chiaramente dobbiamo ancora più razionalizzare le politiche del personale per cercare appunto di massimizzare, forse anche con una implementazione della forza lavoro, per cercare di evitare appunto dei fermi tecnici delle ambulanze, ma soprattutto per cercare di svolgere un servizio più efficiente. Io sono contento che unitamente alla mia persona ci sarà il presidente Ferlisi, ex presidente del TAR Sicilia, perché così vi è ampia garanzia della legittimità degli atti, poi vi è la dottoressa Taibi che è giovane. Speriamo di fare una squadra che possa affrontare il prossimo triennio con quella sicurezza e soprattutto con quella continuità per come si è fatto in passato. Dino Giarrusso si candida alla presidenza della regione. L'ex Iena, attualmente europarlamentare del Movimento 5 Stelle, lo ha annunciato in TV, ma i vertici pentastellati chiariscono che si tratta di una iniziativa personale. C'è il servizio. La ragione della mia scelta di annunciare la mia disponibilità a partecipare alle primarie per l'elezione del presidente della regione siciliana. Io vorrei che mio figlio crescesse in una regione bella e pulita come è la Sicilia e non soffocata da interessi squallidi e schifosi come qualcuno ha fatto governando malissimo la Sicilia. Molti di voi in questi mesi mi hanno chiesto: candidati. Dino, per favore, candidati. Solo tu puoi vincere le regionali. Non credo che sia vero, non credo di essere l'unico che ha qualche chance di vincere, ma credo che sia giusto ascoltare gli attivisti del movimento che te lo chiedono, e alcuni consiglieri comunali, alcuni deputati, alcuni senatori che te lo chiedono, e altri cittadini che nemmeno sono del movimento. La gestione Musumeci per me è disastrosa. Allora io dico: facciamo le primarie, facciamole interne al Movimento 5 Stelle e facciamole anche
una volta scelto il potenziale candidato del Movimento 5 Stelle, facciamola anche con le altre forze politiche con le quali possiamo fare un'alleanza, un accordo di governo, un programma condiviso. Sono quelle del centrosinistra, sono l'area del centrosinistra. Possiamo scegliere di andare da soli e fare una candidatura di bandiera se gli altri sceglieranno, ci porranno condizioni inaccettabili. Vorrei che a governarla fosse qualcuno che la riscattasse dal disastro Musumeci e da tanti disastri del passato. Mi propongo per le primarie, perché non ho assolutamente il potere di dire sono io il candidato. Mi auguro che dopo la candidatura di Luigi Sunseri e di Nuccio Di Paola e la mia ce ne possano essere anche delle altre. Dobbiamo confrontarci, dobbiamo coinvolgere la base e dobbiamo cambiare pagina rispetto al governo Musumeci. Nelle ultime elezioni comunali in molti neanche vanno a votare, scoraggiata tanta gente dalla inconcludenza del governo regionale ha perso la passione per la politica. Ho visto che il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, ha dichiarato che vuol fare le primarie, ne sono molto felice, lo aveva dichiarato Claudio Fava, appoggio l'ipotesi di Claudio Fava. Ho letto anche un comunicato stampa in cui si dice che il movimento dice che la mia è un'iniziativa personale. Certo, è un'iniziativa personale, lo erano anche quelle di Sunseri e di Nuccio Di Paola. Se possono fare delle iniziative personali Sunseri e Di Paola, la può fare anche Dino Giarrusso. La legge è uguale per tutti, Giuseppe Conte lo sa bene. Ho colto l'opportunità che è stata concessa ad altri due colleghi e amici, Di Paola e Sunseri, per presentare anch'io la mia candidatura. Non ci sarà coalizione che vedrà il mio appoggio se ci sono dei personaggi impresentabili. Abbiamo avuto dei presidenti di regione davvero imbarazzanti. Alle scorse elezioni per poco il movimento non è riuscito a vincere da solo con la candidatura di Giancarlo Cancelleri che arrivò secondo. Oggi mi auguro che non si corra da soli, perché non voglio una candidatura di bandiera, ma vorrei una candidatura che sia fatta per vincere e voglio contribuire insieme a tutti gli altri. Non è un'uscita personale, ma un'uscita di un portavoce del movimento. Questa candidatura alle primarie va in quella direzione. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, avvocato catanese di 41 anni, e la compagna Elena Pagana, 31 anni, di Troina, deputata regionale ex Movimento 5 Stelle, adesso con Attiva Sicilia, sono convolati a nozze nella chiesa di San Biagio a Catania. La cerimonia è stata celebrata da Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della CEI, con il parroco della chiesa. Per lo sposo i testimoni di nozze sono Francesco Lorè, stretto collaboratore, e l'avvocato della regione Giuseppe Gargano. Per la sposa invece il fratello Salvatore e la sorella Martina. Dopo la celebrazione il ricevimento si è svolto a Palazzo Biscari. Alla funzione religiosa gli invitati hanno indossato tutti la mascherina ed è stato allestito un ambulatorio mobile di un laboratorio privato per gli ospiti che non avevano seguito il tampone nelle ultime 48 ore. Ruggero Razza ed Elena Pagana sono già genitori di un bimbo piccolo, Federico, nato nella primavera dell'anno scorso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. In circolazione la moneta da 2 euro con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 30 anni dalle stragi di mafia, un omaggio dell'artista Valerio De Seta ai protagonisti della lotta a Cosa Nostra. Vediamo. Una delle foto iconiche del nostro immaginario collettivo, i volti sorridenti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due simboli per eccellenza della lotta alla mafia. Da oggi sono incisi su una moneta speciale da 2 euro, coniata per l'occasione nell'anno in cui si celebra il 30° anniversario della loro morte. L'incisione rimanda alla foto scattata da Toni Gentile, che ebbe la fortuna di ritrarre insieme 2 magistrati. Lo scatto risale al 27 marzo 1992, pochi mesi prima dei tragici attentati che posero fine alla loro vita. I 2 servitori dello Stato si trovavano in un evento pubblico a Palazzo Trinacria di Palermo, nel rione della Calza, per la presentazione della candidatura alla Camera dei Deputati del collega Giuseppe Ayala. Sulla moneta, opera di Valerio De Seta, si ritrova in alto la forma di arco, la scritta Falcone e Borsellino, sotto le date che segnano l'intervallo trentennale 1992-2022, l'anno della scomparsa dei 2 magistrati e quello dell'emissione della moneta.
Tra di esse è stato inserito l'acronimo della Repubblica Italiana, RI, a destra R, identificativo della Zecca di Roma, a sinistra VDS, sigla dell'autore Valerio De Seta, a completare la moneta nel giro le 12 stelle dell'Unione Europea. 38 anni fa, domani, la sera del 5 gennaio, la mafia uccideva il giornalista Pippo Fava a Catania in un agguato. Era impegnato da anni a denunciare le collusioni che legavano imprenditori, politici e mafiosi. C'è il servizio. 5 gennaio 1984, ore 22. Lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Giuseppe Fava viene ucciso da 5 proiettili alla nuca. A sparare è la mafia. Le indagini partono male, anzi malissimo. Gli investigatori seguono anche una fantomatica e calunnosa pista passionale, un classico nei delitti firmati Cosa Nostra, perché l'omicidio di Giuseppe Pippo, per chi lo conosceva, Fava, è un omicidio di Cosa Nostra, ma a Catania la mafia non esiste, o meglio, era questa l'idea presumibilmente omertosa dei più. Giuseppe Fava, direttore de I Siciliani, viene ucciso con 5 colpi di pistola il 5 gennaio del 1984 a Catania. Nel 2003 la Cassazione condanna il boss Nitto Santapaola all'ergastolo perché è ritenuto il mandante dell'omicidio, mentre Aldo Ercolano e Maurizio Avola, reo confesso, sono stati condannati come killer dell'omicidio. Lo uccidono i mafiosi, eppure le indagini appaiono confuse. Gli investigatori cominciano a credere ad un Pippo visionario, un raccontatore di favole, un corpo estraneo nella città dove il prefetto inaugura le attività commerciali del boss Santa Paola, dove il comandante dei carabinieri ha rapporti con quei gentiluomini, dove i più grandi imprenditori sono al servizio del crimine o dal crimine traggono enormi vantaggi. Pippo Fava li chiama i cavalieri dell'Apocalisse. Fava lascia la Sicilia, giornale paludato e organo ufficiale del potere, per fondare il Giornale del Sud ed in seguito i Siciliani, laboratorio di giornalismo in una Sicilia sonnacchiosa e promiscua, dove cronisti erano i suoi Carusi, ovvero i suoi ragazzi, una generazione di giornalisti che segnerà poi la storia dell'altra Catania. Dopo la sua morte ci vorrà molto tempo per scoprire e provare chi lo ha ucciso, chi ha messo a tacere quel giornalista, ma anche drammaturgo, scrittore, sceneggiatore, uomo di teatro, pittore, una voce nel silenzio cupo di una Sicilia che ingoiava nefandezze e misteri. La sua condanna a morte, Pippo Fava, l'ha firmata quando ha cominciato a scrivere di quella Sicilia e di quella Catania. In fondo, come scrisse Saviano, chi nasce al sud sa bene che non tutti i modi di ammazzare sono uguali. Alle mafie però non basta eliminare, nella modalità della morte è infatti forgiata una precisa comunicazione. Fava viene sfregiato con diversi spari in testa, una mente troppo brillante, consapevole e per questo eccessivamente scomoda. Il giorno stesso del funerale il sindaco di Catania dichiara che proprio Catania è una città dove la mafia non esiste, la mafia esiste a Palermo, diceva. Ecco perché una buona parte di Catania fece in modo che si costruissero castelli di sabbia, definendo Fava un puppo, ossia un omosessuale pronto ad adescare ragazzini fuori dalle scuole. Nulla di più inverosimile. Ecco perché oggi Pippo Fava va riscoperto, e non come giornalista, ma come simbolo. Piraterie 2, la vendetta. Arriva la seconda raccolta del sociologo Francesco Pira, una riflessione sull'esistenza social. Vediamo. Presentato l'ultimo giorno del 2021 nelle librerie italiane e online, la seconda edizione di Pirateria, il saggio del giornalista e sociologo agrigentino Francesco Pira sul mondo dell'informazione e dei social. Piraterie 2, la vendetta riprende così idealmente il percorso che lo studioso licatese aveva temporaneamente concluso nel 2018. Sfogliando le pagine, spiega lo stesso autore, potete rendervi conto di come questo testo parli di noi. Da diversi anni subiamo la fragilizzazione del sistema informativo.
Questo ha prodotto i risultati che i media stanno facendo di fatto, trasformando in mero specchio della società anche nei suoi aspetti più deteriori. Insomma, una deriva che l'avvento dei social ha acuito e che la crisi generata dalla pandemia di Covid-19 ha ulteriormente complicato. Voi potrete dire, dopo Piraterie occorreva pubblicare Piraterie 2 la vendetta. Con Antonio Liotta, patron della casa editrice Medinova, abbiamo pensato che forse era proprio il caso, visto che c'è stata la pandemia e c'è ancora la pandemia, visto che il nostro rapporto con la tecnologia è triplicata e la nostra social esistenza è quintuplicata, e quindi abbiamo pensato di raccontare ancora una volta attraverso questi interventi settimanali e quindi mettendo insieme tutto quello che la cronaca ci ha restituito e che poi è stato frutto di questa analisi tra il sociologico e la narrazione giornalistica, con un pizzico di ironia ma anche con tanta vita vissuta. E poi c'è un aneddoto abbastanza carino, quando il maestro Nicolò D'Alessandro, che ha curato sia la prima che la seconda copertina, voleva far diventare questo pirata cattivo, visto che il titolo è Piraterie 2 la vendetta, non riusciva a trovare una mia immagine in cui ero particolarmente cattivo, e allora ho dovuto fare delle foto abbastanza cattive per riuscire poi ad alterare appunto tutti i lineamenti, e quindi si è prodotta questa famosa copertina, che è quella appunto che così custodisce questo nuovo volume. Troverete nelle 7 sezioni tante cose su cui sorridere, ma anche su cui riflettere. Troverete uno spaccato di quello che siamo, di come vorremmo essere e di come siamo stati. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.